Palestra Vincerelli di Piancastagnaio, siamo con Samuele Dionisi. Samuele, ciao, anche tu hai partecipato a un grande risultato negli ultimi campionati italiani AICS, un secondo posto, una medaglia d'argento. Come ripercorri questa emozione? Che secondo me, cioè sì è un bel posto, però non ho dato tutto me stesso. Potevo arrivare anche prima, secondo me. Non ho combattuto molto bene. Sei un po' Secondo, deluso? sì, abbastanza. L'ho preso più come un gioco che come una gara questo campionato. Comunque, categoria 60-60, però insomma la palestra ha portato una medaglia d'oro, ha portato una medaglia d'argento e un bel piazzamento da parte di Sara. Allora, Samuele, se abiti non sei sul tatami in questo momento perché è finito il tuo allenamento, quanto tempo dedichi a questa disciplina? 3 giorni alla settimana, anche di più, perché cioè, io ormai avevo iniziato da piccolo, però ho smesso perché ho seguito con gli altri miei amici, però non dovevo farlo. A quest'ora poteva essere abbastanza più forte di ora. Ma insomma, abbiamo tempo, no, davanti, non è che non ce l'abbiamo, anche perché tu devi mettere insieme la parte dello studio con la parte sport che per te è agonistico, quindi non parliamo di amatori, parliamo di agonismo a livello nazionale. Come riesci a mettere questo tutto insieme? Ci vuole tanto sacrificio. Sì, sì, infatti lo studio c'è, però vengo più in palestra che studio in realtà. Ah, ecco, Alla fine vengo più in abbiamo trovato la palestra. soluzione, è quella lì. No, non proprio, però sì. Dedico più o meno 2 giorni allo studio e 3 giorni alla palestra. Quattro giorni alla palestra. Vabbè, insomma, diciamo che si potrebbe equilibrare ancora meglio. Senti, ascoltami, è stato un anno e mezzo, no? Che con questa pandemia ci sono state difficoltà. Anche questo potrebbe aver inciso, non lo so, nelle prestazioni o meno, ma come hai gestito sia la parte mentale, perché è importantissima, l'hai detto prima, se avevi magari se tu avessi messo un po' più del tuo, forse avresti fatto un risultato migliore. Quindi, però anche l'aspetto dell'allenamento fisico, come sei riuscito? So che avete fatto anche dei tornei online, delle dimostrazioni online, raccontami. Che durante questa pandemia noi agonisti potevamo comunque allenare qui in palestra. Infatti organizzano questi torneini, questi campionati Online, online. ecco come funzionavano, scusami. Funzionavano che avevi un minuto e in questo minuto potevi fare o gare di kata, che è diciamo la difesa, roba così. E se no le tecniche, che c'era un minuto e dovevamo fare in questo minuto più tecniche con Ah, ecco. più attacchi possibili in un minuto circa. Cadere per bene, tecniche perfette, roba così. Senti, una cosa che non ho chiesto agli altri, quindi è una sorpresa. Ecco. C'è lo sport, lo studio, l'amicizia, gli amici, non so se c'è qualche amore nella tua vita, insomma sei ancora giovanissimo, però c'è da coniugare tante cose. Sì, sì. Ormai cioè, Non è che mi cali i giorni di scuola anche per questo, no? No, 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 no. Cioè, gli amici, so anche qui gli amici alla fine, qui in palestra. Lo considero Certo. come. Più che come una famiglia, più come rilassamento, come. Neanche combattimento, neanche arte marziale. Mi gioco con gli amici io qui. Ti ci trovi bene? È come se fosse casa, una seconda casa per te. Sì. Allora, senti, prima di lasciarti, prossimi impegni, hai già pianificato qualcosa? Si va verso l'inverno? Se c'è qualche altra gara, qualche competizione in vista, qualche impegno? Non ne ho idea. Spero di sì, io spero molto di sì, anche per recuperare questo Ci secondo sono gli posto qua. allenamenti ora. Ora recuperare allenamenti, sì. Ecco, va bene. Senti, a quando è iniziato? A che anni è iniziato il tuo percorso qui? Allora, in questo momento proprio continuamente ho iniziato a 14 anni, 14-15 anni. Quindi Da piccolo relativamente da avevo poco. iniziato da 3 anni, poi ho smesso. Hai smesso. E che consiglio daresti a un ragazzo di quando hai iniziato tu? Ora 3 anni, so che ci sono corsi anche da 4-5 anni, da quest'anno, però diciamo a un adolescente, perché consiglieresti il percorso judo? Cosa dà questo sport, che è sport ma anche disciplina sotto tanti aspetti? Io, secondo il mio punto di vista, ti cambia totalmente. A me mi ha cambiato totalmente. Prima non manco ero qui a parlare.
non ci sarei mai riuscito. Mi ha dato forza mentale, forza di tutto. Bene, bene. Non è che parli tantissimo, ma va bene così, va bene, bisogna cercare l'emozione nei giovani. Allora, Samuele, quindi tanto allenamento, anche studio, mi raccomando, non fare... Sì, certo. Va bene, grazie, grazie Samuele.